Parliamo di mitilicoltura e parliamo di una idea del Comune di Taranto di chiedere il dissequestro di alcune aree del Mar Piccolo che sono sotto il vincolo, i sigilli della magistratura per la presenza di impianti abusivi. Quanto può servire a dare sollievo al settore? Lo chiediamo a Luciano Carriero. Buongiorno Luciano. Buongiorno. Voce autorevole della mitilicoltura tarantina, esponente di Confcommercio e che si occupa di queste vicende da tanto tempo. Il Comune propone questo di chi pensa di chiedere il dissequestro di quelle aree sotto chiave, diciamo. Mi anticipavi che non è proprio una proposta, un'idea nuova. Sì, da un po' di tempo che il Comune ha fatto questa richiesta alla Procura. La Procura per dissequestrare l'area ha chiesto la bonifica del mare, e questo è importante per il settore. È l'unico modo per ritornare in possesso del primo seno del Mar Piccolo, che sarebbe la culla della mitilicoltura tarantina, dove nasce il seme e dove quindi è importante ritornare in possesso di quel specchio d'acqua. Ma mi dicevi che la magistratura già tempo fa ha detto l'unico modo per avere il dissequestro di quelle aree è smantellare gli impianti abusivi. Sì, smantellare gli impianti abusivi, e quindi noi ringraziamo anzi il Comune, le autorità, Capitaneria di Porto, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, per stanno cercando di ripristinare la legalità, perché soltanto con la legalità si può avere uno sviluppo importante per il settore. Quanto potrebbe contribuire a questo momento difficile della mitilicoltura poter lavorare anche in quelle aree? È tanto, si riprenderà la mitilicoltura, perché quello è uno specchio d'acqua che noi utilizziamo in questo momento solo per la captazione del seme. Invece dissequestrarlo e dandolo alle aziende che cercano di lavorare nella legalità sarà un respiro di sollievo per il settore e per l'economia dei mitilicoltori e l'economia di Taranto, perché un mare bonificato, un mare pulito è un settore in regola, dà stabilità al settore e alla città. Luciano, quante sono le famiglie che vivono di mitilicoltura a Taranto? Noi siamo intorno alle 400 famiglie, adesso si sono ridotte un 200 perché la crisi e la perdita del primo seno, come sappiamo da lontano 2011, la prima ordinanza della regione è stata emanata nel giugno 2011, quindi il settore si è decimato, e chissà che queste piccole iniziative non contribuiscono in qualche modo a migliorare la situazione e a crescere. Sicuramente il settore avrà un respiro di sollievo con questo dissequestro. Ce l'auguriamo, Luciano. Noi continueremo a seguire la vicenda e sicuramente ti verremo a disturbare ancora, perché abbiamo tante domande da farti sulla mitilicoltura. Intanto grazie per essere stato con noi, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi e buona giornata. E noi ci fermiamo, c'è un po' di spot.